E buon venerdì 17 ottobre a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'ultima puntata settimanale con Auto da Fè. Come tutti i venerdì c'è con noi il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi. Grazie professore per essere con noi innanzitutto. E oggi parleremo di un argomento, lo introduciamo tra pochissimo, per il quale però tu mi hai preparato una simpaticissima sorpresa. Quindi direi alla regia di mandare il contributo audio e poi cerchiamo di capire qual è l'argomento da cui principiamo oggi la nostra conversazione. Prego Simone, che ringrazio in regia. Guardo gli asini che volano nel cielo, vanno sulle nuvole, si divertono a fare i cigli nel ruscello, bianco come inchiostro, vanno i treni sopra il mare tutto blu. E le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle corna dei bambù. Qualcuno avrà riconosciuto, era Alberto Sordi che prestava la sua voce a Oliver Hardy, che con Stan Laurel era il protagonista di un film all'interno del quale in americano c'era la bellissima canzone tradizionale Harvest Moon, qui tradotta in italiano con Guardo gli asini che volano nel cielo, cantata da Alberto Sordi, che era appunto la voce di Olio, di Oliver Hardy. Devo dire, professore, che tu hai avuto questo lampo di illuminazione musicale, diciamo così, per introdurre un argomento che sembrerebbe essere molto serio. Per carità, poi forse anche lo è, però ti è venuta questa associazione di idee che adesso ci devi spiegare. L'argomento qual è? L'argomento è l'attribuzione del premio Nobel per l'economia 2025 a 3 studiosi. Ti rubo solo un minuto perché così entro anche in alcune delle motivazioni che hanno indotto l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ad attribuire questo premio Nobel per l'economia 2025 e poi ci spieghi perché ti è venuta in mente questa canzoncina di Staglio e Olio cantata da Alberto Sordi sugli asini che volano in cielo. Dunque, il premio quest'anno era dedicato al concetto in economia di creazione e distruzione. È stato assegnato al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e allo statunitense israeliano Joel Mokyr per avere spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione. E l'Accademia Svedese delle Scienze ha detto che i vincitori ci hanno insegnato che una crescita sostenibile non può essere data per scontata. La stagnazione economica e non la crescita è stata la norma per gran parte della storia umana. Il lavoro dei neopremiati dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua. Il Nobel di quest'anno per l'economia, ti rubo ancora un minuto e poi ti lascio la parola, professore, però leggo così a beneficio di chi ci ascolta le motivazioni per le quali è stato conferito il Nobel. Il Nobel di quest'anno va quindi per metà a Joel Mokyr, professore al Northwestern University in Illinois e a Tel Aviv, per avere identificato i prerequisiti per una crescita sostenibile attraverso il progresso tecnologico, cioè il progresso tecnologico consente la crescita. Per metà, l'altra metà, congiuntamente agli studiosi Aghion e Howitt per la teoria della crescita sostenibile attraverso la distruzione creatrice, che diciamo i miei lontani ricordi di studi economici all'università mi ricordano essere un concetto che aveva coniato l'economista della scuola austriaca dell'inizio del secolo scorso, Joseph Schumpeter, no? Il trio dei vincitori succede a un precedente trio di ricercatori, l'abbiamo parlato l'anno scorso, e nel consegnare il premio Nobel, il presidente della Fondazione Nobel ha spiegato in particolare che il professor Mokyr ha utilizzato fonti storiche come mezzo per scoprire le cause della crescita sostenuta che è diventata la nuova normalità e ha dimostrato che affinché le innovazioni si susseguano in un processo di autogenerazione, non è solo necessario sapere che una scoperta, qualcosa di nuovo funziona, ma è anche necessario avere le spiegazioni scientifiche del perché funziona. Questo aspetto era carente prima della rivoluzione industriale, roba fresca, no? Rivoluzione industriale, parliamo di fine Ottocento, il che rendeva difficile sviluppare nuove scoperte e invenzioni. Quindi le cose nuove funzionano, ma dobbiamo sapere anche il perché scientificamente, se no
diventano più difficili le nuove scoperte e invenzioni. Gli altri due studiosi, Egion e Howitt, hanno costruito invece, sempre le motivazioni dell'attribuzione a loro del premio Nobel, un modello matematico per ciò che viene chiamato distruzione creatrice, che, ripeto, non mi sembra un concetto nuovissimo, ma poi ti lascio subito la parola. Quando un prodotto nuovo e migliore entra nel mercato, hanno dimostrato i neopremiati, le aziende che vendono i prodotti più vecchi perdono terreno. L'innovazione rappresenta qualcosa di nuovo, quindi l'innovazione è creatrice. Questo mi sembra un sillogismo di una elementarità sconsolante, tuttavia l'innovazione è anche distruttrice, perché l'azienda la cui tecnologia diventa vecchia viene superata dalla concorrenza. In generale, quindi, i vincitori del premio Nobel mostrano come la distruzione creatrice crei conflitti che devono essere gestiti in modo costruttivo, altrimenti l'innovazione sarà bloccata dalle aziende consolidate e dai gruppi di interesse che rischiano di essere messi in una posizione di svantaggio. Cioè alle aziende dominanti non piace essere scalzate da qualcuno che trova un prodotto migliore e più nuovo. Ora, io l'ho fatta lunga, ma l'hanno fatta lunga loro nelle motivazioni. Ma a me mi pare che questa qui sia una rifrittura dell'acqua calda, se si può friggere l'acqua calda. E adesso ci devi spiegare come ti è venuto in mente gli asini che volano, Alberto Sordi. Eh, eh, allora, io lo scorso anno avevo scritto Ah, la devo stessa anche dire che hai cosa. appena fatto un articolo, l'ho appena letto proprio fresco fresco, eh, in attesa di pubblicazione, intitolato La Big Bubble, la grande bolla del Nobel in economia. un déjà vu, e cioè quello che sorprende nell'assegnazione del Nobel è di questi Nobel. Allora, abbiamo avuto un periodo dal 1991 sino al 1991 sino al 2021-2022, nel 22 l'ultimo premio alla finanza lo prese Ben Bernanke, il governatore della Fed americana, che distrusse di fatto con l'8 settembre il problema del meccanismo di regolazione dei mercati. In particolare quello che colpisce nell'assegnazione di questi premi Nobel è un richiamo di cose che sono state fatte da 2000 anni, insomma, no? E qualsiasi evento innovativo e tecnologico ha cambiato il mondo e ha cambiato il modo di essere. Una delle più grandi innovazioni che abbiamo visto nel Cinquecento è stata l'invenzione, cioè noi avevamo le guerre nel Mediterraneo e le galere veneziane erano le barche più forti a combattimento, quelle che gestivano la, la guerra sostanzialmente. Ma nel 1492 Colombo trova l'America, no? Trova l'America e lo fa con delle galere, che sono strutture di barche completamente diverse, mentre la barca romana, la galera romana, non andava nell'oceano, le barche o i grandi velieri, sia portoghesi che poi soprattutto olandesi e britannici, sfidavano il mare. Quindi c'è stato un capovolgimento totale da questo punto di vista ed è stata un'innovazione tecnologica pazzesca, perché i grandi velieri olandesi, i grandi velieri britannici hanno consentito alla Olanda e soprattutto alla Gran Bretagna di governare il mondo per 200 anni, per 300 anni, insomma anche di più, e questa è stata una grande innovazione dal punto di vista tecnologico, che riprende pari pari quello che dicono loro, cioè laddove si trova una soluzione migliore per risolvere il problema, le soluzioni vecchie vengono gettate via. E così iniziò proprio in quel periodo il collasso della Repubblica Veneziana. La stessa cosa si può dire per la rivoluzione industriale, di cui uno dei tre è stato lo studioso,
Nel momento in cui tu inventi la macchina a vapore, è evidente che tutto il resto passa in secondo piano. E così è stato per le televisioni, così è stato per la radio, così è stato per i telefoni cellulari, il così è computer. oggi per i computer e così è oggi per l'intelligenza artificiale. Però Quindi perdonami, io sono un po' terra, diciamo, ma scoprire l'acqua calda fa vincere il premio Nobel. è questo che colpisce, no? Perché alla fine poi di queste siamo passati da una Nobel che legittimava la finanza come economia razionale e verità incontrovertibile e si sono resi conto che hanno creato il caos, perché oggi noi siamo nelle mani di una finanza dominante il mondo, non tutto il mondo, ma certamente il mondo occidentale. Quindi noi viviamo di finanza costruita sul fatto che la finanza sia una scienza razionale, il che non è vero, perché la finanza ragiona soprattutto su aspettative, quindi sono dei grandi le notizie che vengono fuori, per esempio ha colpito l'improvvisa crescita di Oracle di Allison perché aveva investito nell'intelligenza artificiale. Nel giro di un giorno il valore della sua partecipazione azionaria l'ha fatto diventare l'uomo più ricco del mondo dopo la Tesla, insomma, no? Quindi siamo in una situazione in cui colpisce come l'Accademia delle Scienze vada a recuperare una parte dell'economia che è stata totalmente dimenticata ed è l'economia scienza sociale, cioè l'economia che vive di emozioni, di sentimenti, di aspettative e del fatto che le nuove idee, lo scriveva quando dice le nuove idee vanno avanti, eccetera, ma Toynbee nel 1946 scriveva le società vanno avanti grazie a delle minoranze creative che sono ostacolate dalla presenza dominante degli interessi e però queste minoranze creative prima o poi emergono e sfondano. È stato così col computer, è stato così con il cellulare. Quindi quello che colpisce è sostanzialmente la banalità sconcertante con cui si Beh, insomma, tu assegnano i premi Nobel. nell'articolo ancora in attesa di pubblicazione che hai appena scritto, stamattina mi hai mandato in anteprima, tu fai i nomi di giganti che hanno preceduto con queste considerazioni, tutte le considerazioni fatte per l'attribuzione del Nobel di quest'anno 2025, no? Oltre a Toynbee, tu citi Pitirim Sorokin, Giambattista Vico, Friedrich von Hayek, Schumpeter, in realtà diciamo tutti i precursori che avevano capito l'importanza di inserire l'economia in un contesto sociale ampio, no? Mi sembra veramente che siamo al ribadire l'ovvio, tanto che mi domando quale sia il senso dell'attribuzione di un premio Nobel di questo tipo, ma alla fine vedo che te lo domandi anche tu, perché chiudendo il tuo articolo tu dici insomma questi illustri premi Nobel potrebbero cimentarsi non nella rifrittura dell'acqua calda, come ho brutalmente detto prima, ovvero nel recupero di cose peraltro giuste, giustissime, eccetera, ma dette 100, 200, 2000 anni fa, perché in realtà tu parti dalla civiltà greca e da Tucidide per sottolineare quanto questi concetti facciano parte da sempre, diciamo, della riflessione, no? Sociologica e antropologica prima ancora che economica. Ecco, quello che potrebbero fare invece di interessante, per entrare un pochino nell'attualità, è capire come mai siamo in presenza di società, le nostre occidentali, nelle quali la diseguaglianza cresce a livelli inverosimili. Io di recente ho letto, è insostenibili, ho letto una serie di numeri anche per la città di Milano che mi hanno lasciato veramente gelato, no? Adesso non è un luogo comune, la diseguaglianza nelle nostre società sta crescendo. Tu vi hai dedicato un altro articolo recentemente, pubblicato credo sulla Gazzetta di Parma, nel quale affronti proprio questo tema. Allora, vogliamo affrontarlo seriamente questo tema o no? Credo anche, detto per inciso e per mia convinzione personale, che per quanto riguarda la nostra società, una bella botta all'aumento delle diseguaglianze l'abbia data anche l'introduzione della moneta unica, che ha amplificato le differenze tra la vetta Certamente, e la allora, base, no? Ecco. quello che io vedo è che Allora, la insomma, sti cultura, Nobel potrebbero entrare un pochino di più nella nostra vita vera e farci capire il ma più senso che vero dell'economia e non la teoria.
più che potrebbero, dovrebbero. Eh. Allora credo che la cultura della finanza, io ho insegnato in Bocconi, dove la finanza in un certo periodo storico, adesso un po' di meno, ma era qualcosa di assolutamente sacrale. Era sacrale. Fine anni Era 80, anni sacrale. 90 c'è stata l'ubriacatura totale, Sì, no? c'è stata l'ubriacatura, nessuno osava mettere in discussione dei premi Nobel che erano assolutamente distorti. Cioè io penso quando nel 94 danno il premio Nobel sulla razionalità dei mercati, in cui si dice che i mercati sono razionali e non sbagliano mai nell'allocazione. Questa è la motivazione del Nobel del 94, in cui si dice che i mercati finanziari sono razionali e non sbagliano mai nell'allocazione delle risorse, perché a parità di informazioni gli operatori decidono allo stesso modo. Ma non è vero, primo perché la razionalità nei mercati finanziari non c'è, ci sono le aspettative che dicono la Tesla ha comprato questo in cui investiamo in azioni, eccetera. Secondo, a parità di informazioni, non è vero, perché la concorrenza perfetta, che è una utopia, prevede che tutti abbiano le stesse informazioni, ma la concorrenza perfetta non esiste. E poi, a parità di informazioni, ammettiamo che tutti abbiano le stesse informazioni, ognuno decide con la sua testa, quindi non si può evitare il libero arbitrio. Quindi siamo stati in presenza di premi Nobel dominanti che hanno illuso le teste e continuano a illudere le teste. E qui a un certo punto, non potendo più scavare da queste parti, si ritorna alla lettura della storia. Quindi che cosa è mancato in questi anni? In questi anni è mancata la lettura della storia, cioè quelli che prendono i premi Nobel oggi, secondo me Sorokin non l'hanno mai letto, secondo me Toynbee non l'hanno mai letto, Giambattista Vico non l'hanno mai letto, Schumpeter non l'hanno mai letto, Keynes l'hanno letto, ma hanno letto alcune cose, non l'hanno letto tutto. Quindi ci troviamo in presenza di persone che ti presentano l'aria fritta, cioè sono cose già fatte, scritte, dette, premonite, sono state delle premonizioni di 70 anni fa su come siamo oggi, insomma, no? E certamente il fatto della disuguaglianza, come tu hai accennato, non è un fatto casuale, non è che improvvisamente scopriamo la disuguaglianza. Noi siamo di fronte a una crisi che non è una crisi economica, è una crisi di modelli culturali, è una crisi antropologica, dove noi abbiamo perso il senso dei valori sociali, dei valori morali, dei valori, come dire, che tengono unita una società, per cui oggi tende a prevalere l'interesse personale sopra ogni cosa. Quindi non esiste il bene comune, esiste il bene personale. Questo bene personale può essere perseguito anche attraverso forme illecite, tant'è che, come io ho scritto, è stato cancellato il settimo comandamento, non rubare, cioè il concetto di rubare oramai non esiste più, non esiste il comandamento non rubare. Quindi siamo in una situazione in cui progressivamente la diminuzione di risorse, la finanziarizzazione dell'economia reale sta sgretolando i sistemi sociali. In che modo li sta sgretolando? Sta riducendo la capacità di acquisto con dei salari che vengono soffocati dalla crescita dell'inflazione, sta aumentando il livello di disoccupazione reale, perché se noi andiamo a vedere l'occupazione, è vero che è aumentata, ma è aumentata in gran parte per posti a reddito determinato, non a tempo indefinito. I giovani non trovano lavoro, una parte significativa delle persone, parliamo del 18-19%, non riesce a risparmiare durante il mese. E poi, professore, La fammi dire, disuguaglianza, questo è il vero problema. Allora, che tu mi parli di crescita, parlami di disuguaglianza. Il problema è questo, perché le società nella storia da 2000 anni sono sempre saltate solo per due motivi. La guerra e la classe, la guerra e la classe, non se ne viene fuori da queste cose. Quindi la disuguaglianza, le prime 5 famiglie inglesi hanno la ricchezza di tutto il resto dell'Inghilterra, quindi abbiamo
delle sproporzioni, una disuguaglianza che non c'è mai stata nella storia sostanzialmente. Ecco, e mi pare, professore, fare questo tipo di osservazioni non significa essere né socialisti né tantomeno comunisti, No, no? no, Perché certo. in realtà io mi rifaccio qui, e credo che tu possa convenirne, a una serie di pensatori. Tra tutti mi ricordo Wilhelm Röpke, che fu l'artefice della politica economica tedesca dopo la seconda guerra mondiale, che facevano del piccolo e bello il centro della loro riflessione, Sì, perché il loro ragionamento era: laddove le società riescono a ridurre le diseguaglianze, a creare cioè una forte classe media, piccole imprese, piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, cittadini, piccola borghesia, queste società sono più giuste, più forti e lo sviluppo economico è più solido e anche più duraturo. Il piccolo e bello era concepito così. A me sembra che questa sia una lezione di straordinaria attualità, perché invece la distruzione creatrice, di cui si parla nelle motivazioni per l'attribuzione del premio Nobel, di cui abbiamo detto prima, mi pare che applicata a questo contesto di oggi significhi distruzione sì, ma di reddito, di posti di lavoro e la creazione di cosa? Di monopoli, perché quello che viene creato oggi di nuovo è creato al vertice da aziende enormi, grandissime, tu hai citato Musk, ma potremmo dire le altre delle big tech, diciamo così, che non danno molto spazio di crescita diffusa, vera, profonda, autentica e duratura dal basso. Sono aziende che si consolidano in alto e si crea un proletariato sempre più diffuso, per usare una vecchissima definizione, quella sì, comunista, marxiana, diciamo, non marxista, marxiana. A me pare che il quadro sia questo qui, non so cosa ne pensi tu. no, è esattamente così. Cioè noi abbiamo una situazione, cioè la disuguaglianza è un po' nella natura dell'uomo, ma uno dei problemi delle società è sempre stato il ridurre il livello di disuguaglianza, perché un eccesso di disuguaglianza prima o poi porta a una rivoluzione sociale, no? E io sono rimasto colpito dalla quantità di persone che hanno partecipato alla manifestazione pro la Palestina, ma in realtà è stata una manifestazione arricchita da una serie di problemi che sono quelli che abbiamo detto, cioè la disoccupazione, la povertà, il futuro dei giovani, l'economia. Abbiamo una situazione in cui il salario medio tende ad essere chiuso da un'inflazione. Ne abbiamo parlato anche l'altro giorno per telefono. Ci sono i supermercati che vendono dei prodotti a prezzi molto bassi e la gente rinuncia a comprare, insomma, no? Quindi questo sta a significare che questo modello di crescita, fra virgolette, non è un modello di crescita partecipato. E questo è il Ecco, problema. professore, su questo punto io non sono d'accordo con te circa, diciamo, la composizione delle masse che sono scese per strada nel nome della Palestina, perché non ci vedo ancora la saldatura con la questione economica, sociale, No, no. salariale. No? Hanno cercato di metterci sopra un po' il cappello i sindacati, Landini in primis, ma con scarso risultato. Mi pare che invece quelle manifestazioni lì abbiano una natura ideologica del tutto diversa, cioè è diversa anche da quelle dei cugini francesi, che sono scesi in piazza e comunque hanno protestato, e alla fine la loro protesta è arrivata in Parlamento e al governo, e la riforma delle pensioni l'hanno bloccata. Certo. Ecco, lì c'era una motivazione più concretamente attinente alle necessità vitali dei cittadini francesi. Qua c'era più ideologia e più sinistrismo d'antan, diciamo così. Sì, sì, Secondo me, non si è sì, no, ancora innestata quella componente di cui sono tu d'accordo dicevi. con te. Cioè questa idea, cioè quello che ha colpito è la partecipazione per un evento che ti ha colpito il livello di partecipazione Mm. per un evento di questo genere, insomma, no? Io l'ho vissuto perché ci sono passato, ho dovuto passare in città, attraversare questi cortei. Io non avevo mai visto in vita mia tanta gente che protestava. Allora lì ti viene da pensare che si accumulano delle forme di Sì, rabbia, delle forme di fastidio, e finiscono poi per esplodere in una manifestazione di questo genere. ecco. Secondo me però sottostante ci sono una serie
di situazioni che aumentano il livello di rabbia, Sì, il bisogna starci livello di attenti, fastidio. certo, bisogna starci attenti a questa cosa, però mi sembra che anno dopo anno dopo anno a questi problemi qui non mette mano nessuno. Cioè, No, una no. seria politica economica in questa direzione non la si sta facendo da troppo tempo. Mi viene da dire da quei famosi anni 90 che hai citato tu, perché erano quelli prodromici alle meravigliose progressive sorti dell'Europa, dell'euro, della moneta unica, no? Da Maastricht in avanti ci hanno riempito la testa di sacrifici, tagliare, cose, servito a niente, perché stiamo peggio di prima in soldoni, quindi alla No, ma fine poi... infatti quello che colpisce Ma è stiamo peggio di prima, anche secondo i loro è parametri, no? l'assenza. Perché ci hanno detto dobbiamo tagliare il debito, privatizziamo per tagliare il debito, tirare la cinghia, tutte queste belle cose qua, il debito continua a crescere, come abbiamo già avuto modo di sottolineare. E l'Italia è indebitatissima, con passività enormi vicine ai 4 mila miliardi, ma hai mandato tu un articolo che fa spavento da questo punto di vista, no? È un patrimonio netto negativo, significa che la ricchezza dell'Italia non c'è più. No, no, e allora basta fare questa semplice considerazione che possono fare tutti. Nel momento in cui il debito sul PIL, stiamo parlando di debito sul PIL, sta crescendo in percentuale, che cosa vuol dire? Vuol dire che la percentuale di crescita del debito è superiore alla percentuale di crescita del PIL. Cioè sì, il debito sul PIL aumenta, Ah, evidentemente aumenta il e, e- numeratore a scapito del E denominatore. a proposito, professore, siccome abbiamo solo 2 minuti per la conclusione, a proposito di questo che stai dicendo, io ho letto in settimana un paio di cifrette sintetiche che mi hanno fatto pensare. Il debito, mettiamo insieme pubblico e privato, sia dei singoli che delle imprese che dello Stato, il debito complessivo in Italia è pari al 237% del prodotto, del PIL, in Francia del 320%. Questo modello non funziona, o Non può sbaglio? funzionare, non può funzionare. Cioè è del tutto evidente che la finanza ha spinto i paesi ad indebitarsi e adesso tornare indietro diventa un problema perché gran parte delle spese, come abbiamo detto l'altra volta, delle spese pubbliche sono spese correnti e quindi sono spese per impiegati, per luce, per gas, per manutenzione, per il funzionamento delle strutture, eccetera, che sono state via via caricate nell'illusione che poi si sarebbe sistemato qualcosa, che poi si sarebbe risolto qualcosa, ma in realtà non hanno fatto altro che aumentare. E oggettivamente in questa situazione le prime novità che vengono fuori da questa finanziaria sono delle risposte debolissime, e cioè io vado a fare qualcosa di riduzione sulle aliquote IRPEF, sto parlando di 400 euro, ma non faccio nulla per l'aumento dell'elettricità, del gas, della benzina, del petrolio, che finiscono per abbattermi e per aumentare i costi di produzione, insomma, no? Quindi siamo entrati in un vicolo cieco e questo io credo che non ci sia c'è una soluzione, ma la soluzione è forte. Vorrei ricordare e chiudere con tre parole greche, no? Che sono l'etica, ethos, politica ed economia. Per i greci l'economia stava a significare oikianomos, cioè la gestione della casa, mantenere l'equilibrio della casa, che era funzionale alla politica. La politica derivava da polis ethos, cioè diventava il benessere della polis, cioè della Cioè quello che sta città, fuori della casa, della città l'insieme delle case. e l'insieme delle case. E Mettiamola così. l'ethos era Mm. la felicità, quindi l'obiettivo era la felicità. Oggi abbiamo scaravoltato completamente le cose, quindi abbiamo messo come obiettivo l'economia e quindi l'economia diventa il primo obiettivo e la felicità della polis non è legata alla crescita dell'economia, perché tu puoi avere una crescita dell'economia come vediamo oggi in Italia, che non c'è peraltro, lo 0,3% non è una crescita dell'economia, però E hai un appunto. aumento delle disoccupazione, della povertà, della disuguaglianza dei giovani, quindi è evidente che c'è una massa, fra virgolette, di richieste che oggi noi non siamo in grado di capire o di non voler capire Mm. e per trovare gli strumenti Professore, adatti per ridurle.
il tempo tirannicamente si è consumato. Il tempo è tiranno, no? Tanto per usare una formula innovativa. E comunque dobbiamo salutarci qua. È la creazione distruttiva. Sì, forse mi danno il Nobel della comunicazione dopo questa trovata geniale. Io ringrazio il professor Fabrizio Pezzani, come sempre. Professore, ci sentiamo settimana prossima, buona fine di settimana a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Tutti gli ascoltatori, e spero di essere stato utile per qualcosa. Arrivederci. A presto. Avete ascoltato